Cari telespettatori, ben ritornati nello spazio informativo dei comuni del Veneto, ANCI Veneto Informa. Incominciamo con la prima notizia, progetto di decreto legge del Rio, pollice alzato dell'ANCI Veneto. L'ANCI Veneto porta avanti l'impegno quindi per una maggiore autonomia degli enti locali. Lunedì 14 ci sarà l'incontro a Selvazzano Dentro con i parlamentari e i sottosegretari veneti. Gli interventi riguardano principalmente il patto di stabilità, dal quale escludere gli investimenti per la messa in sicurezza. Intanto l'Associazione dei Comuni plaude all'approvazione del disegno di legge del Rio. Nel testo definitivo sono state accolte le proposte fatte dall'ANCI Veneto, garantendo quella giusta rappresentanza che il precedente codice delle autonomie rischiava invece di cancellare ed evitando comunque costi pesanti per il cittadino. Del resto, questo risultato è frutto di una serie di battaglie portate avanti ormai da moltissimi anni. E cambiamo notizia. Scuole da mettere in sicurezza in Veneto. Occorrono ben 211 milioni di euro, ma fuori dal patto di stabilità. Gli interventi infatti sulle scuole vanno tenuti fuori da questo patto di stabilità. L'urlo reiterato da tempo dei sindaci è corredato adesso dai dati raccolti da ANCI Veneto. Secondo la recente indagine svolta dall'associazione, ben 232 comuni veneti hanno dichiarato di aver bisogno di mettere in sicurezza i propri edifici scolastici, oppure in più di qualche caso costruirli addirittura ex novo. La cifra totale è di circa 211 milioni di euro ed è stata ottenuta sommando i costi dei lavori indicati da ciascuna delle 232 municipalità. Il maggior numero di segnalazioni proviene dal Vicentino per un totale di 60 complessive, seguito dal Veronese con 40, nel Trevigiano 38, nell'area del Padovano 31, del Rodigino e Veneziano 23 e infine nel Bellunese con 17. Le cifre indicate da ciascun comune differiscono comunque molto l'una dall'altra. E adesso parliamo di turismo d'arte come strategia per ovviare alla crisi. La crisi infatti si affronta con l'export e anche con il turismo delle città d'arte. È stato ribadito al convegno del 4 aprile scorso, Cultura e Turismo, un volano per l'economia. Il convegno, organizzato da ANCI Veneto e dal gruppo FAI Giovani di Padova, Luvigliano di Torreglia, ha riunito oltre 50 amministratori pubblici per discutere di possibili metodi di promozione culturale. Andrea Recaldin, della Consulta Giovani di ANCI Veneto, ha parlato della necessità di potenziare il progetto Piccole Città Storiche, perché comprende molte bellezze non citate nei consueti itinerari. Inoltre, Recaldin ha citato pure l'Expo 2015 come treno da non perdere assolutamente. Quindi sono stati presentati dati come i 61,5 milioni di presenze nel 2013 in Veneto, di cui 18,5 milioni solo per i luoghi d'arte. E per questa settimana è tutto, noi naturalmente ci troviamo presto per aggiornarvi sulle notizie dall'ANCI del Veneto.